Buona giornata e ben ritrovati, nuovo appuntamento con 7 in punto. Apriamo anche questa nuova giornata informativa di Telepadova 7 Gold con la trasmissione che appunto ogni giorno vi porta un paio di ospiti nuovi da conoscere e storie nuove soprattutto da conoscere. Quest'oggi è una giornata un po' dedicata alle storie di imprese, difatti già dal primo ospite cominceremo a sentire una storia finalmente positiva, oserei dire, dopo tante notizie brutte sentite nel corso dell'ultimo periodo in particolare. Quindi buongiorno a Fabiano Zorzetto. Buongiorno a lei. Ben trovato, imprenditore, presidente degli Ori di Venezia, che da poco, in pratica, e per questo abbiamo titolato Impresa Olimpica, ha avuto a che fare insomma anche con le Olimpiadi invernali di Sochi. Perché in qualche modo siete stati coinvolti? Noi abbiamo fornito al nostro cliente tutte le palline, diciamo modello Pandora, che vanno di gran moda adesso, per il Comitato Olimpico, 2 milioni di pezzi con la scritta all'interno Sochi 2014. Quindi è stato 2 milioni di pezzi, insomma, non certo una... Sì, è stata una bellissima commessa, abbiamo lavorato già da giugno dell'anno scorso, abbiamo lavorato e abbiamo consegnato nei tempi previsti, è stata una bella cosa, insomma. Capiremo nel corso della puntata che il nostro ospite viaggia molto durante appunto il periodo dell'anno, però a Sochi c'è stato fisicamente? No, no, le Olimpiadi sono chiuse l'altro ieri, sì. 2 o 3 giorni fa, io sono sempre in giro ma non sono potuto andare a Sochi perché sono stato in Giappone e in Romania dove abbiamo una fabbrica e poi sono sempre in giro per il mondo, ma in questo momento non sarei potuto andare. Ramo d'azienda, spieghiamolo meglio. Il ramo d'azienda, appunto, noi abbiamo la sede a Mestre, però abbiamo un'attività produttiva in Brasile, una piccola attività produttiva per il mercato del Sud America e un'altra azienda in Romania dove facciamo il grosso della produzione. Portiamo il vetro di Murano da Murano e lì facciamo solo la trasformazione e la finitura poi la facciamo sempre in Italia. Sempre in Italia. Quindi c'è un cervello sostanzialmente qui da noi? Sì, noi abbiamo diciamo, il quartiere generale qui a Mestre e poi vari uffici dislocati, abbiamo un ufficio poi a Tokyo e un ufficio a New York. Il fatto di avere appunto queste diverse dislocazioni, insomma, e non così vicine, come è nato, diciamo? Voi da subito avete avuto un'idea, intanto così capiamo anche un attimino come è nata l'idea che viene spesso detto ad un'impresa, è bene internazionalizzare l'impresa, però dirlo è una cosa, farlo è un'altra. A voi come è successo? Noi siamo nati esattamente 20 anni fa, nel 94, e abbiamo fatto la prima fiera internazionale ad Hong Kong nel 96. Chiedo scusa, lavorava già nell'ambito del vetro, della cosa, come tipo di attività? Prima degli Ori di Venezia? No, ho fatto vari lavori, tra cui ho lavorato per la Coin, ho avuto un noleggio di moto d'acqua a Jesolo, poi nel 94 c'è stata questa occasione e siamo partiti con questa attività. Poi dal 94 pian pianino abbiamo iniziato prima con le fiere in Italia, a Milano, il Macefi Milano, la fiera di Vicenza, che è importantissima la fiera di Vicenza per l'oreficeria, e poi dal 96 ci siamo così spostati sui mercati esteri, da prima a Hong Kong, dove poi abbiamo avuto un ufficio dal 96, prima del passaggio alla Cina di Hong Kong fino al 2000, e poi abbiamo fatto tutte le fiere, continuiamo a fare adesso tutte le fiere internazionali. Quel passaggio dal 94 al 96, quindi dal mercato nazionale all'internazionale, è stata una cosa naturale o obbligata da un certo punto di vista? No, è stata una cosa naturale, però c'era già il sentore di un mercato che già arrancava, il mercato nazionale, che già iniziava ad arrancare. Mi ricordo uno dei primi sintomi, c'è stato la rottamazione delle auto. La rottamazione delle auto, tutti avevano iniziato a rottamare le auto, per cui una parte del bilancio familiare andava per la rata della macchina nuova. Poi sono iniziati i telefonini e si iniziavano a spostare i soldi della famiglia dal piccolo gioiello, che poteva essere prima il braccialetto, al telefonino, al mercato della telefonia. Per cui è stato un passaggio, diciamo così, graduale e sempre, diciamo, l'abbiamo accompagnato sempre di più. Possiamo dirlo che era più facile all'epoca col fatto che si ragionava e si operava in lire e c'era appunto da rapportarsi con
un export o no? Ma no, era più difficile ragionare in lire, ma era molto più semplice per noi perché la lira valeva pochissimo, Adesso il valore dell'euro molto alto non ci aiuta sicuramente nei mercati esteri, sicuramente i 140 yen per comprare un euro o $1,37 circa per $1,37 per comprare un euro non ci aiutano assolutamente. Gli americani e i giapponesi in questo momento stanno tenendo basse le loro monete per poter così esportare in tutto il mondo. Quindi avete allargato ed è stata allargare anche l'impresa. All'epoca quanti dipendenti e collaboratori avevate? Abbiamo iniziato in 2 o 3 persone in un piccolo ufficio a Mestre. E poi noi compravamo prima il materiale, assemblavamo e lo vendavamo, abbiamo iniziato con le murrine e poi pian pianino abbiamo iniziato fino all'apertura della fabbrica in Romania nel 2004, esattamente 10 anni fa. Di com'è stata invece la scelta, l'opportunità anzi, prima ancora della scelta? L'opportunità è stata, diciamo, più che una scelta, è stata proprio una scelta obbligata, perché qua per noi era difficile riuscire a comprare dei prezzi competitivi, era difficile gestire la situazione e abbiamo pensato di aprire una nostra fabbrica. E abbiamo scelto la Romania per un discorso di convenienza, naturalmente. E poi, anche se non sembra, è molto vicina alla Romania, è più semplice andare in Romania, dove siamo noi, ad Arad, che andare in Sicilia, è molto più vicino. Non è stata una delocalizzazione vera e propria? No, noi non avevamo una produzione qui in Italia, per cui abbiamo aperto proprio una fabbrica ex novo in Romania, e non abbiamo diminuito il personale qua in Italia, anzi in questi 10 anni abbiamo triplicato il nostro personale qui in Italia perché noi produciamo, la merce arriva tutta in Italia per il controllo qualità, per la finitura e poi viene venduta in tutto il mondo. E infatti quando dico tutto il mondo, noi vendiamo in tutto il mondo proprio per scelta, abbiamo lasciato perdere l'Italia. Di questo poi parleremo successivamente, sono interessato al discorso del mercato italiano. Si tratta appunto allora di aprire una fabbrica, abbiamo detto, in Romania nel 2004, dovete avviare un'attività, a Murano penso si trovino tanti specialisti, sì. In Romania ad Arad cosa avete trovato? E abbiamo trovato delle brave persone, dei bravi lavoratori, abbiamo portato naturalmente i maestri dall'Italia, e continuiamo a fare innovazione e ad insegnare e abbiamo portato questi maestri dall'Italia, abbiamo aperto questa piccola azienda in Romania e pian pianino 10, 20, 30, adesso abbiamo una 50 di dipendenti, un po' più, un po' meno, ma diciamo abbiamo trovato anche una situazione nella zona dove siamo noi, nella zona ovest della Romania, siamo ad Arad, delle brave persone che lavorano regolarmente. Tranquillamente. Situazione dal punto di vista operativo, qualche settimana fa abbiamo avuto questa Team Punto, abbiamo parlato di Polonia, abbiamo parlato di esperienze appunto in altri stati vicini. Lì complessivamente dal punto di vista fiscale com'è l'impatto diciamo con lo Stato? Quanto chiede? Là, a differenza dell'Italia, là c'è una buona situazione per l'imprenditore, c'è una tassazione del 16% per le imprese, c'è una linea diretta con il fisco, infatti noi in Romania si ha un controllo della finanza ogni 2 o 3 mesi, qua sarebbe impensabile, e una linea diretta con il fisco che ti viene in fabbrica e ti dice guarda tu hai questa posizione che non è regolare, devi regolarizzarla, devi fare, è un po' all'americana, però funziona molto bene. È un distretto italiano sostanzialmente nella zona dove siete? Sì, lo chiamano il Triangolo d'Oro perché c'è Timișoara, Arad e Oradea, che è la zona diciamo austro-ungarica dell'Ungheria, e là sembra di essere in un distretto, infatti la chiamano l'8ª provincia del Veneto, Timișoara. Quasi Montebelluna. Sì, una zona tipo Montebelluna, Capannoni, italiani, tutti parlano italiano, funziona. Anche gli operai stessi, facilitati anche da una lingua insomma abbastanza. Sì, la lingua è molto simile, la lingua latina è molto simile, gli operai capiscono l'italiano, non lo parlano, però capiscono l'italiano, ma in tutti i negozi, sì. Non c'è l'euro, però tutti accettano l'euro tranquillamente.
E come ambiente intorno invece, diciamo, molti magari pensano ad altre situazioni, dicono appunto che potrebbe essere un po' complicato, insomma, ci sono vessazioni esterne o meno, è abbastanza tranquilla. In Romania è tranquillissima, infatti quando parlo con qualche amico mi dice ma in Romania non è pericoloso? Assolutamente no, non esistono furti nelle abitazioni, non esistono furti nei negozi, non esiste nulla, perché se c'è un piccolo furto chi lo commette farà dai 3, 5, 6 anni di galera, ma li farà. Per cui a loro conviene venire in Italia a rubare. Qua, in Romania non esiste assolutamente il furto, non esiste assolutamente. Ma ci sono, tanto per capire proprio l'ambientazione, due Romanie per così dire, appunto, anche dal punto di vista dell'attenzione e della vivibilità? Sì, sì. Due Romanie, appunto la zona dove siamo noi a ovest è una Romania appunto austro-ungarica e molto tranquilla. La Romania più povera è la Romania dell'est verso il Mar Nero o verso la Moldavia, e dove c'è più povertà e la gente emigra per venire in Italia. Da noi non c'è disoccupazione, da noi, nella zona dove siamo noi non c'è disoccupazione assolutamente. E quindi dalle altre parti vengono appunto verso lì? No, ci sono stranieri, tra l'altro, non rumeni che vengono a lavorare? No. No, non ci sono. Sì, si spostano dalla Moldavia perché poi la Moldavia è divisa in due zone. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale la Moldavia era una regione molto grande che è stata divisa tra Repubblica di Moldova, che apparteneva all'Unione Russa, e la Moldavia rumena. Però no, che si spostano per venire a lavorare in Romania, altri no. Conviene direttamente venire in Italia, Spagna o Germania. Diceva della facilità di movimenti e anche questa seconda provincia italiana, ottava provincia del Veneto, sì. Ci sono dei collegamenti aerei sia da Treviso che da Venezia quasi giornalieri, e per cui ci sono tantissimi imprenditori che conosco io, da Geox, a fianco a me c'è Chateau d'Ax, ci sono tantissime imprese italiane che sono là. Questa vicinanza tra aziende ha portato anche poi a penso joint venture, comunque altri accordi vostri per magari imprese in altre zone? No, noi là in Romania conosciamo tantissimi altri imprenditori che poi si va a cena insieme, si parla di esperienze in altre zone. Conosco della gente che oltre alla Romania ha delle imprese in Ucraina, però in Ucraina mi dicono che adesso con la situazione attuale sarà un disastro, però dicevano che già prima era una situazione molto più difficile che la Romania, una situazione un po' più difficile che la Romania. Per il resto là, quando poi ci si trova a cena la sera tra imprenditori italiani che vivono in Romania, si parla di esperienze, di lavoro, si parla sempre di questo, insomma. E la Romania in questo momento fa quello che l'Italia ha fatto fino agli anni 90, perché fino agli anni 90 l'Italia era la Romania dell'Europa. Adesso dispiace, l'Electrolux se ne va, o tutte le grosse imprese estere se ne vanno, ma bisogna pensare che erano venute qua perché l'Italia al tempo era la Romania d'Europa, c'era una facilità di lavoro, non c'erano grosse leggi a favore dei lavoratori, e la Romania adesso è in continua espansione. Come vivete le notizie che arrivano dall'Italia? Come vengono vissute? Diciamo, lei torna puntualmente almeno una volta al mese, insomma. Sì, io vivo 2 settimane al mese in Romania, poi una settimana in giro per il mondo e una settimana in Italia. Più che altro quindi da Globetrotter, mettiamola così, come percepite le notizie e come sentite che vengono percepite dall'ambiente economico che vi sta intorno? Quando tra imprenditori magari siamo a cena e guardiamo la TV italiana, ci viene un po', diciamo, mal di testa quando vediamo le notizie politiche, le notizie soprattutto economiche. A noi sembra, non dico facile, non voglio dire facile, però ci sembra strano che non si riesca a trovare una via d'uscita a questa crisi, che non si riescano ad abbassare le tasse, non si fa come un nostro cliente in Thailandia può andare ad avere una fabbrica, avere 500 dipendenti e lo Stato ti dice guarda, per 10 anni tu non pagherai i contributi e non pagherai le tasse, basta che dai lo stipendio a 500 persone. Queste persone poi con lo stipendio andranno a mangiare la pizza, andranno a comprarsi la macchina nuova e si rimetteranno in circolo questi soldi, e lo Stato non deve pagare la cassa integrazione agli operai.
Questo a noi sembra strano che non si riesca a fare qua in Italia. Pensa che sia possibile una cosa di questo tipo? O che sia più da piccole imprese che non magari da aziende un po' più... Ma lo ha fatto la Serbia, lo sta facendo la Serbia, la Fiat ha aperto subito uno stabilimento in Serbia, per cui la Serbia dice venite qua imprenditori di tutta Europa, venite qua da noi e noi vi aiutiamo e vi paghiamo gli operai, vi paghiamo, cioè non pagate le tasse, voi pagate solo i dipendenti e così si rimette in moto l'economia. Mi sembra strano che in Italia non si riesca a fare una cosa del genere, forse è troppo semplice. Forse. Sentiremo appunto, anzi vedremo un po' quello che anche il nuovo Presidente del Consiglio Renzi ha detto appunto ieri nel discorso di apertura, ma naturalmente ci vorrà tempo per metabolizzare anche quello, perché anche grandi innovazioni non possono avere bisogno di poche ore per poter essere... o forse sì. Renzi mi sembra una persona molto dinamica, che è molto diversa da quella che era la vecchia politica. Io do fiducia a Renzi e speriamo che riesca, se nessuno gli mette il bastone tra le ruote, speriamo riesca a lavorare bene. Diciamo un po' di stati dove state operando in questo momento. Abbiamo detto Romania, abbiamo parlato di Thailandia, abbiamo parlato di Brasile. Abbiamo in Brasile un piccolo laboratorio in Brasile, ma abbiamo poi l'ufficio a New York e l'ufficio a Tokyo. E noi lavoriamo un po' con tutto il mondo, e diciamo l'unico mercato che non seguiamo proprio perché non si viene richiesto è l'Africa. L'Africa abbiamo un po' di venta in Sudafrica, che è la parte diciamo più ricca dell'Africa, il resto non riusciamo a lavorare. Però con il resto, dalla Corea al Singapore a tutti i paesi diciamo dell'est, del Far East, poi gli Stati Uniti, Messico, Canada e tutta l'Europa, anche se l'Europa vediamo che ne risente un po' di questa crisi, e la grossa crisi è in Europa, perché poi se si va in Hong Kong o diciamo Singapore non c'è questa crisi che noi sentiamo in Europa, non c'è. E trovate anche stabilità politica per quello che interessa a voi, nel senso di uno Stato che dove voi operate non interviene in modo particolare con vessazioni? Ma sicuramente, perché sono tutte economie stabili, solide, e l'unica cosa, appunto, ripeto, per noi in questo momento il dollaro l'euro troppo forte ci porta ad avere un prodotto troppo alto come prezzo, E quindi questo taglia fuori tanti mercati? Questo ci crea dei problemi, ci costringe ad effettuare degli sconti per aiutare i nostri clienti, ad effettuare degli sconti, a effettuare delle agevolazioni, non più il pagamento immediato, ma magari a 30 giorni ai clienti che conosciamo da più tempo, e questo ci crea dei problemi. Però a parte questo, il resto non ci sono grossi problemi a lavorare con i mercati esteri. 1 minuto e mezzo alla fine di questa prima tranche insieme, una piccola pausa ci sarà in mezzo per parlare poi nuovamente della vostra attività, chiedendo però una cosa: se allora l'Italia da questo punto di vista avete quartier generale ma non vi manca un po' come mercato? Forse effettivamente, non solo. No, purtroppo... Però per scelta abbiamo deciso ormai da 10 anni di lasciar perdere il mercato italiano, e è brutto dirlo, però per noi adesso non vediamo in Italia un mercato per noi, anche perché il nostro prodotto non è un prodotto richiestissimo nel nostro mercato, ma per scelta purtroppo per la situazione economica in Italia abbiamo deciso di vendere il nostro prodotto all'estero, dove può spuntare anche un prezzo migliore, può spuntare un leggero guadagno. E l'Italia per il momento non vedo un mercato per noi, non vedo un futuro roseo, anzi vedo una situazione molto critica in Italia. Quindi Fabiano Zozzetto con gli Ori di Venezia, avete trovato una nicchia particolare all'estero, tra poco capiremo di che nicchia si tratta in modo più dettagliato qui a 7 in punto, fra poco. Nuovamente buona giornata con 7 in punto, nuovamente buona giornata a Fabiano Zozzetto, imprenditore e presidente degli Ori di Venezia, e
Con lui poco fa appunto dicevamo un attimino di voler capire come soprattutto in qualche modo avete strutturato con i vostri soci l'attività per poter appunto attaccare queste nicchie particolari che in Italia, ai noi, non si trovano in modo particolare, però all'estero effettivamente colpiscono. In che modo agite? Allora, internet ha aiutato, negli ultimi 10 anni aiuta, però non è una cosa completa. Io penso che rimane il rapporto con il cliente, il rapporto diretto con il cliente sono sempre le fiere di settore. Noi abbiamo iniziato con la fiera appunto Milano, il Macef, Vicenza Oro, ma subito dopo ci siamo spostati alle fiere internazionali, Hong Kong, Las Vegas, anche Dubai, Singapore, fiere che facciamo tutti gli anni, Tokyo. E questo è diciamo, il modo più semplice e diretto per arrivare al cliente finale. Internet rimane una cosa bellissima, però il cliente vuole vedere le cose dal vivo, vuole conoscerti, vuole capire, soprattutto perché poi se tu fai un contratto, non so, diciamo anche da 10-20 mila euro e chiedi soldi anticipati perché tu non conosci il cliente, ma che il cliente dice ma anch'io voglio conoscerti per darti i miei soldi, per cui è molto importante il rapporto diretto e noi diciamo sempre clienti amici, clienti felici. In qualche modo, sì. È così. Per capire il tipo di azienda, vi inquadrate come piccola, media azienda o come grande? No, noi siamo una piccola, media azienda, diciamo un'azienda artigianale che ha industrializzato il processo produttivo, questo è diciamo, dove noi ci inquadriamo. Abbiamo industrializzato un processo produttivo che si ha a Murano da migliaia di anni, da 1000 anni sicuramente, e siamo riusciti a industrializzare questo processo appunto usando delle tecniche diciamo più moderne. Siamo attrezzati per la grossa produzione. A parte, diciamo, volevo capire se ci sono muranesi anche nell'ideazione, oltre che di maestri, che vanno a spiegare appunto come si produce tutto questo. Sì, noi abbiamo avuto appunto i maestri portati in Romania. L'idea però diciamo, è venuta a veneziani di provincia, tra virgolette, non muranesi. No, l'idea è venuta a me, il diretto responsabile. L'idea è venuta a me di portare la produzione in Romania perché per una serie di motivi, ma soprattutto il motivo economico non è stato il principale, ma il motivo principale è stato per avere una nostra produzione mirata. In qualche modo. Sì. Ha mai pensato se fosse stata invece fatta in casa a Murano piuttosto che in altra zona, che tipo di sviluppo diverso potrebbe aver avuto? Ma Murano è l'eccellenza in assoluto per il vetro, l'eccellenza in assoluto, però per una diciamo, conformazione diciamo, dell'isola rimangono delle piccole micro imprese familiari. Poi bisogna dire che il fisco italiano non aiuta, la tassazione non aiuta e l'unico modo che vedevamo di uscire da questa impasse era appunto andare all'estero, produrre all'estero. E questo ha portato però poi a maggiori assunzioni anche? Sì, abbiamo triplicato il personale qui in Italia, perché avendo la nostra produzione abbiamo prodotto gli oggetti che a noi servivano. Noi andiamo direttamente alla fiera, il cliente ci dice ho bisogno di questo e noi il giorno dopo produciamo quello che ci chiede il cliente, esattamente. Facciamo un esempio, abbiamo parlato delle perline appunto delle Olimpiadi di Sochi, ma collaboriamo con le grosse firme tipo Chanel, abbiamo collaborato con Bottega Veneta, Gucci, Trussardi, con tutte le compagnie, ci chiedono dei prodotti particolari e noi riusciamo a produrli, facciamo appunto ricerca e sviluppo sempre e riusciamo a produrre cose particolari. Mettiamo, io ho un'azienda, non dico il nome della mia azienda perché effettivamente esiste già, quindi è meglio tralasciare, però voglio fare una serie di prodotti. Per rivolgermi a voi, quanti pezzi dovrei minimamente chiedere? No, il primo approccio è sempre un approccio di campionatura, non c'è un minimo quantitativo. Il primo approccio si incontra, si parla, sono cose poi che vanno a finire che non se ne fa niente.
Però poi se viene un'azienda, da noi si dice io ho bisogno di questo pezzo per inserirlo in questo prodotto, le nostre aziende, i nostri clienti sono quasi tutte aziende di oreficeria in tutto il mondo, aziende di oreficeria che creano poi delle linee di oreficeria. E dopo varie campionature si arriva al prodotto finale. Noi spediamo con gli Ori di Venezia, spediamo questo semilavorato che poi andrà nelle linee di gioielli in tutto il mondo. E ci sono gusti diversi, richieste diverse a seconda che siate in Brasile piuttosto che l'azienda in Brasile produce solo per il mercato sudamericano, per il mercato del Mercosur, sì, per il mercato Cile, Brasile, Argentina, i mercati più grandi, perché lì non c'è una tassazione tra gli stati, tra Cile, Brasile e Argentina e il mercato del Mercosur non c'è una tassazione, mentre c'è una tassazione molto elevata se si importa la merce da qualsiasi parte dall'Europa. C'è una tassazione attorno al 150% per favorire il loro. Infatti tutte le aziende di automobili, hanno una propria fabbrica in Brasile, compresa la Fiat. E questo non succede invece in America piuttosto che nell'Oriente? No. Nel mercato americano le tasse di importazione sono molto basse, dipende poi dal codice doganale, molto basse, il nostro semilavorato è vetro. Lo stesso succede per il Far East, non ci sono dei dazi enormi. L'unico posto dove ci sono dei dazi enormi qui in Europa è la Russia. L'unico posto dei dazi enormi è la Russia, ma i russi importano attraverso la Turchia, hanno delle agevolazioni doganali attraverso la Turchia. 3 minuti alla fine della nostra chiacchierata e vorrei appunto spenderli bene capendo un attimino anche, vi state inserendo nella nuova nicchia di duty free. Dico nuova, sì. Noi abbiamo da 2 o 3 anni aggiunto una nuova linea che si chiama Venice Flare, è una linea di gioielli per il mercato duty free che comprende le compagnie aeree, le navi da crociera e gli aeroporti. E abbiamo già delle buone soddisfazioni con grosse compagnie aeree, per esempio la All Nippon giapponese o la Japan Airlines, appunto, la Delta Airline americana, e iniziamo adesso con le compagnie di crociera. È un mercato molto difficile, però che dà delle grosse soddisfazioni e fa dei grossi numeri. Quindi quando capirete effettivamente bontà di questo tipo di Ma noi stiamo già, avendo i primi risultati sulle compagnie aeree, però è un mercato sempre in evoluzione e necessita sempre di grossi investimenti pubblicitari, che noi facciamo a seconda di quello che riusciamo a vendere per paese. Facciamo degli investimenti pubblicitari mirati paese per paese. Sì. Chiudendo, vorrei capire un attimino i consigli che si possono dare a un giovane Fabiano Zozzetto che voglia avviare appunto un'attività, voglia appunto ha tutte indicazioni con detto innovazione, internazionalizzazione, ma nella realtà, nella pratica, che consiglio pratico si può dare? Ma io non mi sento di dare grossi consigli, però se un giovane volesse mettersi a fare impresa, il mio consiglio è di puntare subito sull'estero, di avere un ufficio dove almeno si parlano 5, 6, 7 lingue straniere, minimo 5, 6, 7 lingue straniere, per riuscire a lavorare con tutto il mondo, perché se c'è la crisi in Sud America puoi lavorare con il Nord America, se c'è la crisi in Nord America lavori con il Giappone e avendo tanti mercati riesci sempre ad avere dei buoni risultati a fine anno. E rilanciare anche il nostro mercato poi. Certo, per rilanciare il nostro mercato sarà una lotta molto dura. Vedo a breve termine, non vedo un rilancio dell'economia in Italia. E c'è bisogno della politica prima ancora che delle idee imprenditoriali? Sicuramente, perché uno può avere delle idee geniali, ma se la politica non aiuta gli imprenditori non si riesce a fare niente. Chiudiamo con una cifra: quanti milioni di perline avete creato? 2 milioni di pezzi per le Olimpiadi di Sochi. Ed è la massima produzione che avete fatto in passato? Sì, per questo momento sì, per una sola commessa sì. Quindi avete già una buona soglia da superare per il prossimo record. Grazie intanto a Fabiano Zozzetto, buona giornata a lei. Buona giornata a lei.
e buona giornata a voi, tra poco per la seconda parte di 7 in punto, ci vediamo qui.